La quinta corsa è una prova per ottimi soggetti di 4 anni. Ci sono la vincitrice Lorsi Mangelli figli e di Luca Mo, recente vincitore di gruppo 3 a Vincennes. 1 Ducheressa Griff, 2 Dottoresse, 3 di Luca Mo, 4 Dunga, 5 Dalia Bar, 7 Dylan Chris, autostart che prende velocità e li lascia. Dotera S mantiene la posizione interna rispetto a Di Luca Mo. Allo steccato Duchessa Griff che serra sotto. Poi Dunga in quarta posizione a precedere Dylan Chris e Dalila Barra. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa con Dotera S che ha ripreso in mano 14,6 per il lancio. Duchessa Griff nella sua scia in terza posizione Di Luca Mo a precedere Dunga. Quindi Dylan Chris e alla retroguardia Dalila Barra. Fila indiana con la battistrada che rallenta drasticamente, 31 per i primi 400 metri, allora avanza con decisione Di Luca Mo all'esterno, va ad apparigliare Dotera S a spesa zero e prova a farla accelerare quando si completano i 600 metri in 46,3. 15,3 per la piegata di sinistra. Di Luca Mo prosegue nell'offensiva Dotera S, sempre bene in corda Duchessa Griff che tiene la posizione su Di Luca che deve agire allo scoperto. Dunga sempre a precedere Dylan Chris e Dalila Barra alla retroguardia. 28,9 il secondo quarto di gara. Dotera S in vantaggio. Di Luca Mo che ha dato una bordata, ora ritorna a una lunghezza dalla leader, 1,14 il primo chilometro, ma ricordiamoci che c'è stato un 31 a partire. Dotera S e Di Luca Mo sempre vicini con allo steccato Duchessa Griff. Dunga che va a fare la seconda pariglia, la retta il ancora in 14,1, 1,28 e 1 3 quarti di miglia ed è 28,2 il terzo parziale. Dotera S in vantaggio. Di Luca Mo che continua ad attaccare all'esterno. Dunga in attesa degli eventi, allo steccato c'è Duchessa Griff, la piegata conclusiva passata in 14,6 da Dotera S che prova a ripartire sotto gli attacchi di Luca Mo, quindi Dunga a centropista. Dotera S che se ne va a vincere nei confronti di Luca Mo. Al terzo posto Dunga 1,56,6, 1,12,6, un parziale tranquillo a partire, poi si spara 28,9, 28,2, 28,6. Dotera S, Alessandro Gocciadoro, la vincitrice del Mangelli Fili, la seconda delle Oaks, si conferma dopo un impasse a Palermo. La proprietà è della scuderia Carsco, la figlia di Father Patrick e Highland Image, che primeggia in coast to coast con Alessandro Gocciadoro. Un paio di lunghezze meglio nei confronti di Luca Mo che deve girarle al largo ma non ci riesce, si accontenta del secondo. Al terzo Dunga.